No, abbiamo interrotto che doveva spiegarci una cosa importante. Sì. I dischi se si venderanno o no? Ma chi meglio di lui ce lo può spiegare? Di radio, vedendo anche le metamorfosi del mercato discografico. No, i dischi non si vendevano già poco negli ultimi anni Una in volta Italia. un disco d'oro si prendeva con quanti dischi? 1 milione di copie, 500.000, adesso 10.000. Tanto per dare la proporzione. Da 1 milione di copie. Tenete presente che nella 10.000 stessa disco d'oro. Inghilterra questa settimana è il numero 1 nella hit parade, ha venduto 110.000 copie in 2 settimane. Fosse stato ai tempi delle Spice Girl avrebbe venduto 500.000 copie o 600.000 copie. Quindi è comunque così un po' in tutta Europa e tutto il mondo. Katy Perry quanti dischi potrebbe aver venduto? Non lo so perché lei ha anche il mercato degli Stati Uniti, per cui è un po' diverso. Però fondamentalmente credo che la cosa per cui ha messo in ginocchio le case discografiche, che non hanno capito un tubo, di come andava consumata la musica. L'avvento di internet, la posta elettronica, i file in MP3 li hanno rovinati da una parte, ma perché non sono riusciti a gestirli. Quando hanno beccato quello di Napster, tanto per farne uno, è stato il primo a carpire peer-to-peer, queste robe qui, cioè scaricare le canzoni gratis, erano convinti, messo sotto processo, che si bloccasse il fenomeno. E invece poi sono spariti i registratori a cassette, sono spariti i CD, anche nelle stesse automobili ci stanno dei lettori MP3, tipo l'iPod, l'iPhone o così via. Viene molto più semplice, più facile e soprattutto meno costoso acquistarla, perché viene saltata la distribuzione, il camion, la stampa del CD e così via, acquistarla in MP3, ok, 99 centesimi e così via. Per cui credo che primo dovranno essere fatte delle opere, delle canzoni fatte bene. È ovvio che ne so che il DVD nuovo di Vasco Rossi, che pesa 35 giga, qualcosa così, perché in alta definizione e così via, non è scaricabile, è costoso ed è... Chiedo scusa, io avevo chiesto, infatti ci scrivono, io vorrei chiedere scusa infatti al pubblico perché... Sono d'accordo con i ragazzi di 17 anni di Vicenza, tutto non lo studio è bisogna così. interrompere un'emozione, mi rendo conto che noi siamo di troppo rispetto agli spot elettorali, mi dispiace averli interrotti. È l'ultimo Ma giorno. uno non può scaricare, scusami, una canzone alla volta, invece che tutto il CD. Sì, certo, si può scaricare, ma non credo, nei negozi di dischi sono venuti molto meno, ovvio che ci sono chi preferisce ascoltarsi, già l'uso dell'LP o del vinile. Il tuo rapporto con i dischi? Con la musica? Classica. C'è un rapporto classico? No, mi piace moltissimo la musica classica e se posso andare musica classica, Respighi. No. No, non è che non mi piace, mi piace proprio il classico. Beethoven è rock, tu ascolti proprio. Le basi del rock Sì, con un po' di fantasia, sì. Non avrei mai pensato di ascoltare Beethoven o Mozart. No, io adoro Debussy, Ravel, ma anche l'opera lirica, la Butterfly, la Bizet, la Carmena, li adoro. Ci sono nata da quando avevo 3-4 anni, sempre musica classica, merito di papà.